Mattinata ad alta tensione a Villorba dopo l'incendio in una fabbrica chimica. Spente le fiamme, timori per la presenza di sostanze nell'aria. Il comune chiede ai cittadini di rimanere in casa. La paura per una nube biancastra rientra nel pomeriggio. Parla uno degli amministratori delegati dell'azienda. Mai successo nulla in 35 anni di attività, forse un cortocircuito. Mobilitati pompieri di Treviso e Castelfranco, sul posto anche ARPAV, polizia locale, carabinieri e protezione civile. Pirata della strada di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver travolto e ucciso nella notte un 51enne di San Fiore. Il dramma sulla Pontebana. Bomba d'acqua nel pomeriggio a Quinto di Treviso, decine di interventi dei vigili del fuoco per prosciugare scantinati e garage allagati. I residenti colpa delle caditoie non pulite. Il Veneto da domani in zona bianca, riaprono pressoché tutte le attività, unica eccezione le discoteche. La ribellione dei gestori, vogliamo tornare a lavorare. 15 comuni e 1500 volontari al lavoro oggi per ripulire il Piave dai rifiuti abbandonati, un'iniziativa che ha coinvolto comuni, associazioni e tanti giovani col coordinamento di Savno e CIT. Una vecchia stalla a conduzione familiare è diventata un condominio molto particolare. Nella nostra rubrica della domenica, la stalla delle Ronditi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Paura questa mattina a Villorba per l'incendio di un'azienda chimica. Scatta l'allerta per una nube biancastra. L'allarme è rientrato nel primo pomeriggio. Siamo arrivati qua sul posto, abbiamo avuto difficoltà a raggiungere, come avete visto, l'incendio perché era nella parte proprio interna dell'azienda, si è verificato in un comparto interno, però poi l'abbiamo raggiunto nonostante tutto e abbiamo fatto un'opera di spegnimento circoscritta, limitando i danni solo ad un compartimento. Sono da poco passate le 8:15 quando prima le fiamme e poi una nube biancastra fanno scattare l'allerta in piena zona industriale a Villorba, in via Fratelli Rosselli, ma mentre l'area dell'incendio viene circoscritta velocemente, a preoccupare la possibile presenza di sostanze tossiche nell'aria, la Conventia è un'industria chimica specializzata in trattamenti galvanici. Ci sono varie sostanze tossiche che vengono utilizzate nelle galvaniche, prodotti a base di fosfati e altri sali, diciamo, che vengono utilizzati normalmente anche in altri impieghi, e anche i prodotti di detersivi a livello industriale, e anche per quanto riguarda gli eventuali spandimenti di acque dovute anche al, diciamo, lo spegnimento dell'incendio, che pur per quanto abbiamo visto sono state contenute all'interno dell'azienda e quindi non dovrebbero essere andate anche in fognature, quindi per creare un potenziale rischio per l'ambiente. In questo momento sono impegnate 5 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Treviso e dalla sede di Castelfranco. E c'è anche il nucleo NBCR perché trattandosi di sostanze chimiche abbiamo la necessità di approfondire anche questi aspetti. In attesa di riscontri, il comune chiede alla popolazione che vive nelle vicinanze di non uscire di casa e di chiudere le finestre. Carabinieri, polizia locale e protezione civile transennano l'area. La nube intanto si sposta, poi gradualmente si dirada. La nube si sta muovendo. La nube si sta muovendo in funzione della velocità del vento, lei capisce, poi bisognerà vedere concentrazioni. Scattano i protocolli di sicurezza previsti dalla direttiva Seveso con il lavaggio degli indumenti dei pompieri. L'aria nel luogo dell'incendio è pesante, l'odore acre. Sul posto anche l'ARPAV che con i responsabili dell'azienda passa in rassegna le sostanze presenti in fabbrica. Lo si sente dall'odore. Noi abbiamo diversi prodotti che contengono dell'ammoniaca. Okay. È ovvio che si sono surriscaldati i fusti, anche se erano magari posizionati, e siccome hanno i tappi con lo sfiato. È già predisposto tutto anche per quanto riguarda il piano di emergenza esterno, quindi vanno rispettate le distanze e dopodiché noi adesso dobbiamo fare i nostri rilievi che ci competono. Tutti procedono, tutti per la loro competenza procedono ai rilievi e poi vedremo, insomma, ecco. Alle 13:30 la protezione civile dichiara il cessato allarme, si possono riaprire le finestre in attesa dei dettagli delle analisi di ARPAV. Esclusa la pista dolosa, si pensa ad un cortocircuito. Sul posto anche uno degli amministratori delegati dell'azienda che rassicura non c'è amianto. Sostanzialmente si è innescato un incendio in una zona di magazzino assolutamente imprevedibile, che adesso con il vigile del fuoco dovremo valutare qual è stato il punto di innesco
se è un cortocircuito di un quadro elettrico, di un computer, di una stampante. Sta di fatto che si è sviluppato in un magazzino dove anche in attività operativa non c'è attività operativa, per cui si è innescato l'incendio e da lì ha cominciato tra virgolette, a innescare incendio soprattutto di materiale plastico che sono i contenitori e di conseguenza di alcune sostanze chimiche che sono comunque materiali inorganici e alcuni polimeri che sono delle cere che erano lì in zona. E di che cosa parliamo quindi tecnicamente? Di che sostanze? Beh, sostanze sono sali alcalini tipo sodio silicato, sodio carbonato, che oggettivamente, io sono un chimico, non generano problemi. Il problema più che altro secondo me è la plastica, che il polietilene dei contenitori e dei sacchi che si sono chiaramente anche loro bruciati dal punto di vista operativo. Quindi quanto c'è da preoccuparsi? No, dal mio punto di vista non c'è assolutamente da preoccuparsi nella misura in cui amianto non ce n'è nel sito. Se fosse stato lunedì sarebbe stato più semplice, perché è chiaro che se l'innesco fosse avvenuto durante l'operatività sarebbe stato più semplice per noi, perché è chiaro che ci saremmo accorti immediatamente. Sono 35 anni che esiste questo impianto e non è mai successo nulla di tutto ciò, però la fatalità purtroppo bisogna sempre stare attenti, insomma. Ed in campo fin dalle prime ore della mattina il Comune di Villorba e la Protezione Civile. Sono state attivate tutte le massime allerte per la sicurezza che sono previste dai piani. Immediatamente i vigili del fuoco sono attivati, sono arrivati, la Protezione Civile, i carabinieri, insomma c'è stato tutto un sistema che si è mosso velocissimo per mettere in sicurezza l'area, circoscrivere l'area fino a 300 metri attorno alla sede dell'azienda. Poi abbiamo cominciato ad avvertire quelle famiglie, insomma, che vivono nei pressi e i centri, diciamo, di diffusione della notizia. Abbiamo utilizzato anche i social, insomma, abbiamo cercato di avvisare la popolazione senza creare allarmismo, ma dicendo, insomma, che era prudente stessero a casa. Questa è la cronaca di una mattinata ad alta tensione a Villorba, con Protezione Civile Comune in prima linea per garantire la sicurezza della popolazione. Massiccio il tam-tam sui social dell'amministrazione e delle tute gialle locali pronte a ogni evenienza. 8:55 eravamo già operativi e poi abbiamo seguito tutte le indicazioni previste di allarme. Quindi transenato l'area? Transenata l'area e cercare di mettere in sicurezza l'area. Un'evoluzione seguita anche dall'ULSS 2 Marca Trevigiana attraverso il suo M118 e lo Spisal. La stessa azienda sanitaria ha ritenuto, fatte le prime valutazioni del caso, di non sospendere l'attività al lab vaccinale dell'ex Maber a distanza di sicurezza dall'incendio, come ribadito dal direttore generale Benazzi. E proseguiamo con la cronaca, tragedia sulla Pontebana San Fiore, un 51enne è stato investito ed ucciso nella notte da un pirata della strada, presto individuato ed arrestato dai carabinieri. Durante la fuga avrebbe spento addirittura i fari per non farsi vedere, ma i carabinieri di Conegliano l'hanno bloccato e arrestato a strettissimo giro di posta. Non ho sentito il colpo, la giustificazione di un 53enne della provincia di Pordenone, ora accusato di aver travolto e ucciso per poi scappare un 51enne di San Fior, Giovanni Dei Negri. È l'una di notte quando l'uomo sta passeggiando in Viale Europa sulla Pontebana mentre rientra da una serata con amici. La zona è quella davanti al negozio di arredamenti Dipo, è qui che viene investito dall'auto in corsa. Dei Negri è sbalzato per diversi metri, ma l'uomo alla guida non si ferma e prosegue dritto per la sua strada. Scatta l'allarme, il 51enne riverso esanime a terra. Quando il suo M118 arriva non c'è più nulla da fare. Il pirata della strada, sottoposto nell'immediatezza dell'arresto all'alcol test, è risultato negativo. Attualmente si trova ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Entrambi stavano rientrando a casa da 2 diverse cene ben oltre il limite del coprifuoco alle 11. Anche questo è un aspetto che si vuole chiarire. Dei Negri viveva con i genitori e il fratello e si occupava dei campi di famiglia. In paese era molto noto. Quelle persone oneste, buone persone sono. Veniva qui spesso? Sì, tante settimane arriva una qua, 2 volte a passare tutto il giro nostro. Adesso vediamo i risultati delle indagini, però sinceramente una grossa perdita secondo me, perché era veramente un bravo uomo, veramente. È giusto che si faccia chiarezza, adesso non so come la dinamica dell'incidente, non lo so. Cordoglio alla famiglia da parte del sindaco, che rimarca però l'operato dell'arma.
nella disgrazia, in queste situazioni difficili, in questo caso ci dà una conferma che le nostre forze dell'ordine sono attente, impegnate e quindi alle quali fare un complimento anche in questa occasione. Violento nubifragio nel pomeriggio a Quinto di Treviso, strade trasformate in torrenti e decine gli interventi dei vigili del fuoco per prosciugare scantinati e garage finiti sott'acqua. Interessate particolarmente le vie Ciardi, Matteotti, Volta, Liende, Trieste e Meucci. I residenti puntano il dito contro la mancata pulizia delle caditoie che non avrebbe consentito il deflusso dell'acqua piovana caduta abbondantemente durante il temporale. Da domani il Veneto torna in zona bianca, gioiscono tutte le attività economiche che finalmente potranno tornare a riaprire, con l'eccezione dei gestori delle discoteche che annunciano ribellione. Ultime ore in giallo, dopodiché l'agognata zona bianca per il Veneto sarà realtà con la ripartenza di pressoché tutte le attività economiche e sociali, con l'eccezione dei locali da ballo, e ferme restando le ben note precauzioni: mascherine obbligatorie anche all'aperto, distanziamento e sanificazione. Il cambiamento più evidente del cambio di fascia sarà quello relativo al coprifuoco, che finisce in archivio, tutti sperano definitivamente. Non più uscite serali con l'occhio fisso all'orologio per rientrare a casa prima delle 23 e per ristoratori ed esercenti la possibilità di incrementare le entrate dopo un periodo nerissimo. Rimangono fino al 21 giugno le limitazioni all'interno dei locali, con massimo 6 commensali allo stesso tavolo, salvo che per i conviventi. Tornano ad essere consentite le feste private, ma per i banchetti, ad esempio i matrimoni, va conservato l'elenco dei partecipanti per 2 settimane. Riaprono parchi tematici e divertimento con le giostre, piscine all'interno, terme e centri benessere, ancora vietato però il bagno turco, mentre è consentita la sauna. Tornano le sagre paesane, 2/3 delle pro loco, dice Giovanni Follador, presidente dell'Umpli Veneto, si stanno mettendo al lavoro per riuscire a fare le sagre del periodo estivo. C'è tanta voglia di tornare a far divertire le persone, naturalmente rispettando tutti i protocolli di sicurezza. Per quanto riguarda le spiagge, vige l'obbligo di distanziare gli ombrelloni, garantendo una superficie di almeno 10 metri quadrati. In montagna le seggiovie possono circolare al 100% della capienza, al 50% se hanno le cupole paravento, come le cabinovie e le funivie. L'ordinanza, firmata ieri dal presidente della regione Zaia, fornisce le nuove linee guida per tutte le attività. Uniche costrette ancora allo stop le discoteche, con i gestori che annunciano la ribellione. Se il governo non prenderà una decisione, annuncia il SILB, il sindacato di categoria, dal 1° di luglio i locali riapriranno, anche perché, denunciano i gestori, si balla lo stesso dappertutto e senza regole. Consentire di riaprire solo con il servizio di ristorazione rischia, dicono i gestori, di essere una trappola. La nostra paura è di questo trappolone, appunto, perché poi ci venga detto ma noi vi abbiamo lasciato aprire, vi abbiamo comunque lasciato operare, quindi se avete lavorato non avete bisogno di sussidi e di supporto. Ma noi non facciamo la nostra prima attività, non è la ristorazione, la nostra prima attività è il ballo, la discoteca, appunto. Anche per tutta la giornata di oggi le vaccinazioni, oltre che nei grandi hub vaccinali della Marca, sono proseguite con il camper dell'ULSS 2, che è andato in mattinata ad Oderzo, poi nel pomeriggio a Conegliano e Vittorio Veneto. Intanto sono 60 le persone tra contagiate ed in isolamento per il focolaio di variante indiana a Ormelle. In mattinata a Oderzo, poi a Conegliano e Vittorio Veneto. La vaccinazione nel camper dell'ULSS 2, che ieri ha visto 550 persone immunizzate con Johnson & Johnson, oggi è proseguita in altre piazze della Marca con buona adesione. Se l'esperienza, come pare, risulta così positiva, andremo a farne altre, perché ritengo che noi abbiamo l'obbligo assolutamente di metterci a disposizione in modo tale da poter vaccinare più persone possibili. Se poi arriveranno le dosi promesse di vaccini Pfizer e Moderna, l'ULSS 2 è pronta per partire con le vaccinazioni in orario serale e notturno negli hub di Villorba e Ponte di Piave. Se arrivano i vaccini, credo che nel giro di 10 giorni, 15 giorni partiremo poi ovviamente con gli orari notturni per catturare soprattutto i giovani.
Circoscritto il focolaio di variante indiana che ha coinvolto a Ormelle la locale comunità indiana. Il focolaio che era partito con 30 persone e poi è arrivato a 60, perché ovviamente ha coinvolto i familiari di queste famiglie, di questo gruppo ovviamente che lavora insieme, eccetera, eccetera. Oggi è circoscritto, queste persone non hanno sintomi importanti tali da essere ricoverate in ospedale. E in secondo luogo, ecco, è questo che queste persone non erano vaccinate. Questa è la cosa importante, quindi quando ci si vaccina i problemi non ci sono, oppure anche se dovesse comparire questa variante indiana darebbe sicuramente di sintomi molto irrisori, molto bassi, e quindi ci darebbe la garanzia di essere protetti noi e anche gli altri. Venerdì prossimo, 11 giugno, alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano, l'ultimo saluto a Maurizio Piccin, presidente del Mogliano Rugby, scomparso a 73 anni per una grave malattia che in poco tempo se l'è portato via. Aveva appena concluso il suo terzo anno da presidente a Mogliano, squadra di cui in gioventù era stato giocatore. La notizia della morte di Piccin ha destato profondo cordoglio in città, dove era molto conosciuto ed apprezzato non solo per la sua attività nel mondo dello sport. Negli anni 80 era stato anche consigliere comunale. 1500 volontari al lavoro per ripulire il Piave dai rifiuti abbandonati, un'iniziativa che ha coinvolto comuni, associazioni e tanti volontari con il coordinamento di Savno e CIT. 1500 volontari che, armati di guanti e sacchi, oggi hanno ripulito il greto del Piave dai rifiuti abbandonati. Si chiama Piavenet, la pulizia straordinaria del Piave, che ha coinvolto contemporaneamente 15 comuni rivieraschi della Sinistra Piave e dell'Unione Montana Feltrina, con il coordinamento di Savno, Consiglio di Bacino e CIT. È la prima grande operazione di pulizia del fiume sacro alla patria dopo decenni, per raccogliere le montagne di immondizia abbandonate da incivili. Qui siamo a Ponte di Piave, dove è stata individuata un'area particolarmente presa di mira dagli ecovandali. Vediamo segnati con una numerazione progressiva da 1 a 7 i vari ponti principali del fiume Negrisia, che è un fiume di risorgiva che scorre all'interno della golena del fiume Piave. Su questi ponti sono state inviate 7 squadre, quindi una squadra per ciascun ponte, dove abbiamo individuato la presenza di rifiuti abbandonati. A raccogliere i rifiuti anche il sindaco Paola Roma ed il presidente del CIT Giampaolo Vallardi. L'appello a tutti quanti i cittadini, da parte anche della nostra associazione La Marcandola, che cura la parte ambientale del nostro territorio: abbiate rispetto del nostro territorio, del nostro fiume Piave, ma soprattutto perché già dalle scuole CIT Savno sta facendo molto per educare i ragazzi. Facciamolo tutti quanti insieme nello spirito di comunità che ci contraddistingue. Bellissima giornata dal punto di vista atmosferico, ma bellissima giornata anche di aggregazione di volontari, bellissima giornata per l'ambiente. Oggi qua tutti quanti assieme per pulire il fiume Piave. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari. Da Ponte di Piave a Cimadolmo. 15 comuni, oltre 1500 persone che questa mattina si sono svegliate presto, invece che andare al mare o in montagna sono venute a pulire questo bellissimo territorio. Bisogna far capire fin dai giovani, fin dai ragazzi, che bisogna non sporcare la mente, un ambiente così bello come possiamo vedere, non bisogna sporcarlo. Facciamo capire ai ragazzi che non bisogna farlo sporcare, non ci sarà più tutto sporco. Ciao Matteo. E alla fine di questa giornata di pulizia del Piave sono stati raccolti, pensate, rifiuti che hanno riempito 10 camion della Savno. Domani verranno forniti i dettagli. Parliamo ora di scuola, perché terminate le lezioni è tempo di centri estivi. Per lasciarsi alle spalle un anno di Covid, il comune di Montebelluna stanzia 80.000 euro per le famiglie. Si chiama Progetto Estate Montebelluna 2021 l'iniziativa messa in piedi dall'amministrazione comunale per lasciarsi alle spalle mesi di didattica a distanza e relazioni prevalentemente virtuali, una serie di azioni per un valore complessivo di 80.000 euro. Si parte con i bonus per i centri estivi dedicati alle famiglie. Tutte le famiglie da 0 a 40.000 euro di ISEE avranno un sostegno economico
per 5 settimane dal comune, dal 60 al 20% a settimana. Vengono poi riproposte, sempre con tariffa agevolata, le attività ricreative estive comunali al Museo Civico e al Meve, rivolte ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Il comune poi per il primo anno si è fatto promotore di tutte le altre 17 proposte promosse dalle associazioni culturali di Montebelluna. Allo stesso tempo si guarda alle altre risorse previste dal decreto Sostegni bis. Per quanto riguarda i centri estivi, stiamo attendendo dal governo le risorse per finanziare appunto i centri estivi privati e siamo pronti appunto per uscire con questo bando, e abbiamo dato la possibilità a questi centri estivi di fare pubblicità all'interno del sito comunale. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi.